Si chiama Tommaso Lombardo, è un giovane talento della San Leone Surf Tribe e farà il suo debutto nel mondo delle competizioni nazionali partecipando ad un evento di grande prestigio che rappresenta una tappa fondamentale per accedere alla competizione finale in Francia, il Rip Curl Grom Search a Fregene. Questa partecipazione è un sogno che diventa realtà per Tommaso, che dopo anni di dedizione e allenamenti intensivi si trova ora a misurarsi con alcuni dei migliori giovani surfisti a livello nazionale, afferma in una nota alla San Leone Surf, che da sempre ha creduto nel suo talento e questa occasione, sottolinea, rappresenta una testimonianza di come l'impegno costante, la passione per il surf e la determinazione possano aprire porte a nuove opportunità. Possiamo sottolineare l'importanza di fare parte di una federazione nazionale riconosciuta, si legge nel comunicato, come quella con cui siamo affiliati, la Federazione Italiana Surfing, che ci permette di offrire ai nostri atleti un supporto solido e un'opportunità unica. Questa affiliazione ci differenzia dalle altre scuole presenti nella nostra provincia, sottolinea, rendendo la San Leone Surf una realtà unica nel panorama sportivo di Agrigento. Grazie a questa partnership possiamo offrire una formazione di alto livello, garantendo ai nostri ragazzi, specifica il comunicato, la possibilità di accedere ad eventi di prestigio come il Rip Curl Grom Search. Vogliamo anche esprimere la nostra profonda gratitudine ai genitori di Tommaso, il cui supporto incondizionato è stato fondamentale. Il loro sostegno costante ha permesso a Tommaso di concentrarsi sulle sue performance, aiutandolo a crescere come atleta e come persona.